Passera si candida a sindaco di Milano e Italia Unica vuole partecipare comunque al prossimo giro elettorale del 2016. Qualche consiglio, qualche indicazione per coloro che volessero mettersi in gioco? Noi in tutte le città, in tutti i comuni dove l'anno prossimo ci saranno le elezioni vogliamo esserci direttamente o in supporto ad altri, ma come avevamo programmato, prima abbiamo lavorato sul programma, poi abbiamo costruito la rete delle nostre porte, adesso direttamente nell'amministrazione locale per poi vincere le politiche nel 2018. Quindi ci aspettiamo un Passera più stabile a Milano, meno romano, un po' più milanese per il prossimo anno. Finita quella parte in cui ho dedicato una parte del tempo a girare l'Italia, anche se continuerò domani per esempio sulla Reggio Calabria, però adesso il centro dell'attenzione è Milano. Milano deve diventare una delle nostre bandiere, quindi dimostriamo come può essere diversa. È arrivato il momento di contarci e ci contiamo. Grazie. Grazie.